Buonasera, benvenuti a TG Sicilia. Vediamo insieme i principali titoli del telegiornale. Riesplode il caro voli per le tratte aeree che portano in Sicilia. In vista delle festività di Pasqua, i prezzi dei biglietti tornano a salire fino a 300 euro andata e ritorno, lo segnala Asso Utenti. Tornano le proteste No Ponte a Messina, a Torrefaro, manifestazione dei comitati delle associazioni contro il ponte. La Regione potrebbe costituirsi parte civile contro azioni temerarie per rallentare l'opera, lo ha detto Schifani. Finisce l'inferno di fuoco a Castellammare del Golfo. Nel Trapanese dopo 15 ore è stato domato il rogo nella zona del Belvedere che aveva minacciato alcune abitazioni e un hotel. Artificieri all'opera oggi a Catania per far brillare un ordigno tedesco della Seconda Guerra Mondiale ritrovato nella zona industriale di Pantano d'Arci. Prima la sentenza d'appello, poi la richiesta di estradizione. Non si ferma la battaglia della mamma di Filippo Mosca, rinchiuso da 10 mesi in un carcere della Romania, che durante la trasmissione Il Punto su Telecolor raccoglie l'impegno dei senatori siciliani. A 3 mesi dalle elezioni europee, partiti in fermento per le candidature. In lista potrebbe esserci anche il nome dell'ex presidente della regione e leader dell'MPA, Raffaele Lombardo. Bentrovati. Con l'arrivo delle imminenti festività pasquali in Sicilia si torna a parlare di caro voli, un fenomeno che sembrava essere stato superato e invece per Asso Utenti raggiungere l'isola costa su tratta nazionale oltre 300 euro per un biglietto andata e ritorno. Sentiamo il punto da Simona Mazzone. Tornano le tariffe aeree alle stelle con l'avvicinarsi della Pasqua. Nonostante il fenomeno del caro voli sia stato più volte oggetto del dibattito politico lo scorso Natale, oggi se ne torna a parlare in vista delle prossime imminenti festività. Sono tariffe improponibili all'utente, quelle emerse da un'indagine del Centro di Formazione e Ricerca sui Consumi in collaborazione con Asso Utenti. Infatti chi acquista oggi un biglietto andata e ritorno per l'aeroporto di Catania spende un minimo di 365 euro partendo da Torino, 319 da Verona, 317 da Venezia. Più economico volare da Roma, dove il biglietto per Catania parte da 144 euro. Circa le stesse cifre si spendono se si vuole raggiungere Palermo e la spesa lievita per il bagaglio a mano o il posto a sedere. Molto più conveniente in rapporto alla tratta la partenza dall'Italia verso una capitale europea. Le compagnie aeree continuano ad imporre tariffe lievitate, nonostante appena 3 mesi fa un'indagine dell'antitrust e l'intervento del governo regionale con lo sconto per i residenti avevano illuso il consumatore che partire in concomitanza con i periodi di festa da e per la Sicilia non sarebbe stato più un lusso soltanto per ricchi. A Messina, a Torrefaro, incontro dei comitati e delle associazioni contro il ponte con i deputati Bonelli e Fratoianni tra i firmatari dell'esposto contro la società Stretto di Messina, da cui poi è scaturita l'inchiesta. La Regione potrebbe costituirsi parte civile contro azioni temerarie per rallentare l'opera, ha detto Schifani. Sentiamo Francesco Triolo. Noi siamo determinati a fermare la realizzazione del progetto, non ho problemi a dirlo, lo dico con grande chiarezza. Useremo gli strumenti legali che abbiamo a disposizione negli organi giurisdizionali italiani, sia penali che civili, ma anche negli organismi giurisdizionali europei. Angelo Bonelli, leader di Europa Verde a Messina, a Torrefaro, per un incontro sul ponte è stato chiaro: l'esposto è stato un atto necessario perché la società Stretto di Messina e il governo trattano questa materia con assoluta riservatezza e questo per lui è assolutamente inaccettabile. Il leader dei Verdi e il segretario nazionale di Sinistra Italiana Nicola Fratoianni hanno ribadito la loro posizione definendo l'opera un furto di risorse al sud. Stiamo parlando di un progetto vecchio di 12 anni che è stato riesumato e oggi ce lo ripresentano con la stessa gara d'appalto. Insomma, noi vogliamo capire non solo per le questioni legate alla sicurezza, ma anche per le questioni di come vengono spesi i soldi degli italiani. Una battaglia politica nazionale su cui Bonelli ha annunciato anche la possibilità di raccogliere le firme per un referendum per sapere cosa ne pensano gli italiani sul ponte. Per Fratoianni invece la priorità deve essere la sicurezza idrogeologica e sismica del paese, investimenti sul welfare per proteggere le persone più fragili.
Siamo di fronte all'ennesima bufala propagandistica e all'ennesimo spreco di risorse pubbliche che andrebbero orientate in tutt'altra direzione. Per questo siamo contrari, non perché siamo contro le opere a prescindere come qualcuno vorrebbe raccontare, perché facciamo un ragionamento che ha a che fare con le priorità, con i bisogni generali dei cittadini e delle cittadine siciliani in questo caso, ma non solo siciliani e siciliane. A rispondere è stato il presidente della regione, Renato Schifani, secondo il quale la levata di scudi della sinistra contro il ponte di Messina è l'emblema di quel fronte del no ideologico alle grandi opere che per molti anni ha paralizzato il paese impedendone la crescita e lo sviluppo. Il mio governo, ha detto, è determinato a mettere in campo ogni forma di iniziativa a sostegno di questa infrastruttura strategica e siamo pronti anche a costituirci parte civile nei confronti di coloro i quali si rendessero protagonisti di azioni penali temerarie per rallentare l'opera. Ancora proteste degli allevatori e agricoltori siciliani. Questa mattina è partito un corteo spontaneo, traffico bloccato in entrata e in uscita dall'autostrada all'altezza dello svincolo di Dittaino, anche grazie ai cittadini che in solidarietà alla protesta hanno spento le auto unendosi al corteo. Inevitabili i rallentamenti del traffico allo svincolo dell'Outlet Village. Siamo stanchi di non ricevere risposte, spiegano i manifestanti. La pazienza ha un limite e le azioni si fanno sempre più incisive. Il 20 marzo saremo tutti insieme a Palermo per portare le nostre rivendicazioni direttamente al Palazzo della Regione. Oltre 350 ettari di bosco e di macchia mediterranea ridotti in cenere a Castellammare del Golfo. Il maxi incendio scoppiato ieri nell'area del Belvedere e alimentato dal forte vento di scirocco è stato domato. Laura Spanò. Dopo 15 ore di lavoro incessante è stato completamente domato l'incendio che ha interessato l'area del Belvedere, la zona Craparello, da dove poi si è diviso raggiungendo Pizzo dell'Effio nella parte alta della montagna di Inici e l'altro fronte in zona Costa Larga Romita. È ancora presto per fare un bilancio dei gravi danni, ma secondo una prima sommaria stima sarebbero già oltre 350 gli ettari di bosco e macchia mediterranea ridotti in cenere dall'incendio scoppiato ieri sera attorno alle 20 dalla zona del Belvedere a Castellammare del Golfo. Circa il 30% gli alberi bruciati nel percorso dell'incendio perché è andato a fuoco il sottobosco, in particolare l'ampelodesma. Nella zona percorsa dalle fiamme sono rimasti gli operatori a presidiare le aree che stanno per essere bonificate. Accanto alla bonifica sono partite anche le indagini delle forze dell'ordine presenti sul luogo del disastro per capire se dietro il rogo possa esserci ancora una volta la mano dell'uomo. La zona industriale di Catania oggi si è fermata per l'esplosione di una bomba. In realtà la bomba fatta brillare era un residuato bellico della Seconda Guerra Mondiale trovata in un terreno a Pantano d'Arci. 250 kg disinnescati poco dopo mezzogiorno. Vediamo com'è andata con Tonino De Mana. L'ora X è scattata alle 12:15, ora in cui la bomba di 250 kg, residuato bellico della Seconda Guerra Mondiale, è stata disinnescata. È stato necessario far evacuare case, stabilimenti ed una fattoria, chiudere strade nell'arco di 400 metri per far brillare un ordigno aereo di nazionalità tedesca rinvenuto in contrada a Pantano d'Arci nella zona industriale di Catania. Le operazioni di bonifica e brillamento sono state programmate nella giornata festiva e di buon mattino per alleviare i disagi alla viabilità e al traffico aereo, interdetto solo per brevi fasce orarie tra le 7:30 e le 8 e le 12 e le 12:30. Alle 6 del mattino, su disposizione della prefettura, è stato aperto il centro coordinamento soccorsi allestito in uno dei padiglioni della ST. A coordinare le operazioni il viceprefetto aggiunto di Catania, Federica Nicolosi. La giornata di domenica è stata scelta proprio sia per la limitazione del traffico veicolare, per il minor impatto anche nel riguardo alla fascia oraria individuata in relazione al minor traffico veicolare anche aereo, nonché per le attività ridotte delle aziende coinvolte e inserite nel territorio della zona rossa. All'operazione hanno preso parte i militari del 4° Reggimento Guastatori di Palermo e dell'aeroporto di Sigonella, ENAV, ENAC, ASP, SAC, Croce Rossa, Carabinieri, Polizia, Vigili del Fuoco Forestale, Polizia Municipale e Protezione Civile Comunale, quest'ultima al comando del funzionario Lara Riguccio. L'ordigno è stato prelevato ed interrato per ridurre il potenziale esplosivo per poi farlo brillare sul posto e renderlo inoffensivo.
Il caso di Filippo Mosca ha il punto la nostra trasmissione Telecolor, il giovane nisseno deceduto da 10 mesi in Romania. Il senatore di FDI Sallemi: dobbiamo attendere la sentenza per chiedere l'estradizione. Sentiamo i dettagli da Emanuela Corsi. Innanzitutto io non chiedo la liberazione di Filippo, io chiedo che Filippo venga sottoposto ad un giudizio imparziale, ed è un diritto che gli è venuto negato fin dall'inizio, dalle primissime fasi di questo procedimento. Il caso di Filippo Mosca finisce nella nostra trasmissione Il Punto, dove Ornella Matraxia, la madre del giovane nisseno detenuto in Romania, ha avuto un confronto con alcuni rappresentanti della maggioranza parlamentare. In studio anche il senatore di Fratelli d'Italia Salvo Sallemi, componente della Commissione Giustizia, che proprio recentemente ha depositato un'interrogazione sulla vicenda. Sallemi chiarisce che il governo non può intervenire sull'autonomia giudiziaria di un altro paese, ma che bisogna attendere la sentenza in appello fissata per il 19 aprile per chiedere l'estradizione. Nella autonomia giudiziaria di uno Stato sovrano noi non possiamo entrare. Quello che noi possiamo fare è attivare i nostri cavalli, i nostri contatti diplomatici e fare in modo che qualora dovesse esserci una condanna lui possa scontare la pena, come avverrà per Chico Forti, in Italia, in un regime diverso rispetto a quello detentivo che sta affrontando in Romania. Questa è la battaglia che dobbiamo affrontare. Le posso garantire, ripeto, che al di là della mia interrogazione c'è un movimento diplomatico di fondo. Un impegno trasversale ribadito in studio anche dalla senatrice pentastellata Dolores Bevilacqua. L'impegno massimo sarà quello di poter portare il prima possibile suo figlio a eventualmente scontare la pena in Italia, ma bisogna sicuramente attendere. Una lunga attesa per la sentenza e le speranze dei familiari di Filippo non sono molte, dopo che alla scorsa udienza i giudici non hanno permesso ai funzionari dell'ambasciata italiana di restare in aula. Era un diritto di Filippo avere il proprio governo come osservatore all'interno dell'udienza. Non è fatto molto strano che loro abbiano deciso invece di fare uscire i signori dell'ambasciata, la dottoressa Navarra, il capo dipartimento dell'ambasciata italiana in Romania, fuori dall'aula. Quindi questo lo consegno, non voglio essere polemica, però è un dato supplementare che capite bene che mi mette angoscia più di quella che già proviamo da 10 mesi a questa parte. Intanto il 25 marzo i giudici romeni si pronunceranno sulle misure cautelari per il giovane siciliano. Parte la corsa alle candidature in vista delle elezioni europee di giugno e i partiti sono in fermento. Pochi, anzi pochissimi nuovi nomi. La sorpresa potrebbe arrivare dall'MPA con il nome di Raffaele Lombardo. Sentiamo Maglio Viola. Giochi fatti dentro Forza Italia o quasi, scelte già operate nella Lega ma con l'incognita dell'alleato Raffaele Lombardo, accordo in arrivo per la DC di Cuffaro per una lista di centro, Fratelli d'Italia che deve fare i conti con le due anime in cui è divisa in Sicilia. Si viaggia verso le europee nel centro-destra e lo si fa ciascuno per sé, ma guardando anche a cosa fanno gli altri. Scelte diverse invece nell'opposizione dove Cateno De Luca stringe patti a nord, il Movimento 5 Stelle va al click day ma con indicazioni chiare del presidente Conte e il PD che è sotto pressione per la voglia di candidarsi di esponenti storici del fronte antimafia. Fra gli azzurri appare ormai da tempo certa la candidatura di Marco Falcone, assessore regionale all'economia, ed Edi Tamaio, assessore regionale alle attività produttive. Su queste due candidature si determinerà lo scontro principale fra le aree politiche interne al partito. Si sa già ad esempio che Schifani appoggerà Tamaio. Le due candidature degli assessori facilitano la composizione della lista, dove ormai è corsa ai numeri 2, che sperano così nella rinuncia dei big per un posto d'oro a Bruxelles. In Fratelli d'Italia c'è il personaggio scomodo Giuseppe Milazzo, eurodeputato uscente ma che era stato eletto nelle file azzurre, e c'è la voglia dell'ex assessore alla salute Ruggero Razza di provare la corsa. Il partito della Premier è diviso però sempre in due anime, i meloniani della prima ora e gli uomini e donne di Musumeci. La Lega ha scelto di ricandidare Annalisa Tardino, ma deve fare i conti con l'alleato MPA Raffaele Lombardo, che continua a dire che non sarà candidato, ma a domanda diretta a margine dell'incontro di Ragusa si fa scappare un mai dire mai. Mai dire mai, perché ogni settimana arrivano nuove ambasciate e pressioni. Si chiama Lista Libertà, invece il nuovo progetto di Cateno De Luca, che ha già stretto alleanze con Sud, chiama Nord, e il Partito Popolare per il Nord di Roberto Castelli, ex ministro della Giustizia. In attesa del click day del Movimento 5 Stelle, nel quale saranno schierati anche ex sindaci come Piccitto e 5, a sinistra si muove il Movimento Antimafia, che potrebbe schierare a sua volta l'ex sindaco di Palermo Leoluca Orlando, che insiste per essere candidato, l'ex presidente della regione Rosario Crocetta, mentre l'ex presidente dell'IRSA Pantoci cerca spazio fra i 5 Stelle, sponsorizzato personalmente proprio da Giuseppe Conte.
È stata a Catania la quarta tappa del tour dell'UGL organizzato per il 74esimo anniversario della Confederazione, un'occasione per parlare di lavoro e delle prospettive sulla mancata attuazione dell'articolo 46. Emanuela Corsi. Il pullman lavoro e partecipazione dell'UGL ha fatto tappa anche a Catania, in Piazza Università. Il capoluogo etneo è la quarta delle 20 tappe del tour nazionale organizzato per il 74esimo anniversario della Confederazione. La manifestazione è l'occasione per fare il punto sulle prospettive della mancata attuazione dell'articolo 46 della Costituzione. Sarebbe dovuta essere pronta quando è stata promulgata la Costituzione italiana, perché l'articolo 46 prevedeva già allora la partecipazione dei lavoratori alla gestione delle imprese all'interno di un quadro di normative che i governi o il Parlamento doveva realizzare. Questo non è stato nel nostro paese, a differenza del nord Europa, dove la partecipazione è applicata in Francia, in Germania, nei paesi come la Svezia. Nel nostro paese questa attenzione non c'è stata. Il tour partito da Roma girerà l'Italia fino al prossimo 25 marzo. In 20 giorni toccheremo tutte le regioni d'Italia, siamo partiti da Roma, abbiamo fatto Cagliari, Napoli, Cosenza e poi Catania. Si chiuderà il 25 di marzo a Milano, dove festeggeremo peraltro il 74esimo anniversario della fondazione della CISNAL, oggi UGL. A Catania è intervenuto anche il ministro per la protezione civile e le politiche del mare Nello Musumeci. Far partecipare i lavoratori alla gestione delle imprese, ha detto il ministro, significa eliminare la conflittualità tra capitale e lavoro, ma significa anche rendere il lavoratore responsabile dei processi produttivi, dando maggiore dignità alla funzione del lavoro stesso. Ad Agrigento è iniziata la festa del mandorlo in fiore. Questa mattina la prima sfilata dei gruppi internazionali che partecipano al 66esimo Festival internazionale del folklore, ma anche dei gruppi regionali ambasciatori delle tradizioni locali. Davide Sardo. Agrigento è in festa tra i fiori del mandorlo, in un mix coinvolgente di musica, canti, balli, tradizioni e tanto folklore. All'ombra della Valle dei Templi, l'avvento della 76esima edizione del Mandorlo in Fiore, con la prima sfilata dei gruppi partecipanti al 66esimo Festival internazionale del folklore e al 21esimo Festival internazionale I Bambini del Mondo. Per le strade e le piazze della città si sono esibiti anche i gruppi siciliani, ambasciatori delle tradizioni locali. Arriviamo da Catania con la nostra vulcanica energia, porteremo il nostro folklore ad Agrigento in questa meravigliosa location del Mandorlo in Fiore. Grazie ad Agrigento. Abbiamo raffigurato questa donna, no? Che è la primavera, così bella con tutti i fiori, il mandorlo in fiore, abbiamo il talamone, finalmente lo hanno messo all'impiedi, abbiamo i tempi dei Dioscuri e così via. Ci sono 33 gruppi che alleteranno tutta la città. C'è un po' di vento ma non lo sentiamo neanche, c'è il calore della gente che ci sta abbracciando, la città è invasa da mercati e siamo dei mercatini del mandorlo e siamo ancora all'inizio. La festa proseguirà per l'intera settimana con sfilate ed esibizioni in città e sui palchi del Teatro Pirandello e del Palacongressi. Prossimo suggestivo appuntamento è nel pomeriggio di martedì 12 marzo con l'accensione del Triplo dell'Amicizia ai piedi del Tempio della Concordia, dove la fiamma, alimentata alle fiaccole di tutti i gruppi, simboleggerà il messaggio della concordia e l'appello alla pace tra i popoli. Ci fermiamo adesso per una pausa, tra poco lo sport. Ritorniamo in studio con lo sport. Il Catania non si sblocca e non va oltre lo 0-0 con il Potenza, un pareggio casalingo che ripete quello con Monterosi, solita difficoltà cronica di inquadrare la porta e qualche brivido nella ripresa, tante occasioni sprecate. Il cambio di allenatore non scuote la squadra. Allora sentiamo proprio il nuovo allenatore del Catania, Zeoli, a caldo, nei commenti a caldo post partita con Marco Carli. La soluzione ce la metterò tutta per cercarla. Il secondo tempo mi ha lasciato della positività, che in questo momento lo so che posso essere anche criticato, però chi è stato in questo campo, chi ha giocato in questo campo lo può sapere. Dunque il primo tempo ero un po' preoccupato perché non ho visto quella scossa che ci deve essere con un cambio di allenatore, anche se io non sono nuovo perché ero dentro. Spero che gli faccia capire cosa significa la continuità di risultati e poi essere liberi di testa, ma in questo momento comunque
Ci prendiamo questo punto, lo so che nelle parole che dico qualcuno può essere deluso o ricevere critiche, però in questo momento cerco di prendere qualsiasi cosa positiva e trasmetterla ai ragazzi. Ringrazio anche la tifoseria che in questo momento, io capisco la loro delusione, però ci ha sostenuto fino alla fine e poi hanno deciso di fischiarci, ce li prendiamo serenamente, adesso cerchiamo di recuperare energie, fare la conta e affrontare il Cerignola. Bene, adesso vediamo il Palermo che ritrova il successo dopo 2 sconfitte di fila sul campo del Lecco. I rosanero allenati da Eugenio Corini vincono in trasferta appunto sul campo del Lecco per 1-0 grazie al gol di testa di Nedelciao al 36esimo del primo tempo. Con questo risultato il Palermo si assesta al 5° posto in classifica a 7 punti dal secondo posto occupato dalla Cremonese, che vale la promozione diretta, e al 5° dal terzo posto occupato appunto dal Venezia, prossimo avversario dei rosanero, venerdì alle 20:30 al Barbera. Con questo è tutto, io vi lascio alla programmazione di Antenna Sicilia e vi auguro una buona serata. Arrivederci.